Cari amici e cari amiche, bentornati a Call Center Cortesia, la rubrica dedicata a tutti quelli che hanno rogne e che si sfogano con me. Sono Ines Cantamburlo e chi abbiamo in linea stasera? Pronto? Ciao Ines, ciao, sono Bianca. Faccia a fare il suo, è Bianca? Ho fatto una battuta. No, guarda, non mi piacciono proprio queste battute. Non mi piacciono assolutamente da quando sono alle elementari che mi deridono. Scusami Bianca, non volevo, stavo alleggerendo un po' la tensione, il clima. Scusa ogni modo se ti sei sentita offesa, ti domando. Scusa te Ines, che è il mio problema. Sono un po' lunatica, cambio spesso umore. Certo, capisco. Beh dai, insomma, l'importante è anche essere consapevoli e accettare i propri limiti, no? Cioè mi stai dicendo che sono lunatica? No, ti ho detto, ti capito, ti che ti No, sei... vabbè, allora sorvoliamo sul fatto che mi giudichi senza conoscermi, va bene, sorvoliamo su questo. Comunque niente, ti voglio dire il problema che ho, no? Sì. Allora, mio marito ha detto che mi lascia perché ho troppi sbalzi d'umore. Sì, ma a te? Sì, Credibile? davvero, sì. E questo mi rende ancora più lunatica, capisci? Ecco, ma perché lui non mi capisce. Io capisce. però voglio un uomo che sia duro fuori, ma dolce e tenero dentro. E rompate un'anguria tesoro, non penso che esista uomini così, Ma senta. come ti permetti? Come? Io sto soffrendo. Anche a me però non te soffro altro, Maria Vergine, garrasoto, Maria, tesoro, date una calmata adesso. Sì, no, scusa, hai ragione Ines, sono lunatica, scusa. E ora Vito, stai attenta Bianca. Allora, io penso sempre quando che sento una persona che ha sti sbalzi di umore come te, la mia maestra delle elementari, e sai cosa che diceva ai putelli che avevano i sbalzi di umore? E secondo te come faccio a saperlo? Ma mica eravamo in classe insieme, ma guarda questa! Tesoro, datti una calmata, se no mettiamo baci, i problemi te li tieni, va bene? No, scusa Ines, scusa. Allora la mia maestra diceva sempre ai bambini che avevano sti sbalzi, diceva compito per casa, andare a casa e andare a fare un giretto in trattore con tuo papà, perché così vedrai che ti passa, che dice sempre aria che te passa. Ma in trattore, scusa, un giro, ma sei sicura? Sì, un giro in trattore, così diceva aria che te passa. È sicura? Sì, aria che te passa, stava in trattore. Sicura? Aria che te passa. Ma in che senso? Aria che te... Maria Vergine non ha capito. Aria col trattore che te passa. Ara, che adesso ho capito, ara in senso di arare. Grazie Ines del consiglio, grazie. Sì, ecco, e ti auguro che tutti i tuoi problemi di sbalzi di umore si risolvano con tuo marito. Sì, lo spero anch'io. Così saremo sempre l'una accanto all'altra. Ecco, l'una di sicuro tesoro, stando insieme così. Ciao Bianca, addio.